Rincari sugli affitti delle case popolari. Oggi in regione le precisazioni del governatore del Veneto. Noi siamo l'ultima regione che si è adeguata con questa legge. Non abbiamo nessuna voglia di fare angherie contro qualcuno. Ho preso in mano la situazione, abbiamo fatto delle riunioni e diremo alle ATER, oltre a fare un provvedimento, diremo alle ATER di valutare le singole posizioni. Quindi attenzione ai numerosi e variegati casi che costantemente emergono dai cittadini. Casi dove l'intervento sarà sicuramente a favore dell'inquilino, ma anche casi dove la presenza del valore in conto corrente nel calcolo dell'ISEE ATER ha fatto emergere evidenti contrasti. Penso a una signora di 88 anni, cito il caso, che aveva attribuito il reddito massimo perché mai ha presentato le carte e quindi d'ufficio qualcuno gli ha attribuito il reddito massimo come prevede la legge e lì il caso è stato risolto. Dall'altro ci sono anche casi, che è bene dirlo, nei quali troviamo che ci sono risparmi in banca da 700.000 a 1 milione di euro o pensioni che vanno oltre i 2.000 euro al mese. Perché, ricorda il governatore, a fronte di inquilini da redditi importanti ci sono veneti senza casa. Penso che sia ragionevole che con 14.000 persone che attendono di entrare nelle case ATER perché non hanno neanche gli occhi per piangere, e non sono tutti immigrati, perché sono 4.000 immigrati e 10.000 veneti, dico che alla luce di questo è bene dar spazio a chi ha diritto e meno spazio a chi lo ha avuto il diritto ma oggi non ce l'ha più. E a proposito di case, il governatore lancia un messaggio chiaro su alloggi pubblici e loro dimensione. Persone che vivono da sole all'interno di appartamenti di 100, 110, 200 e anche 250 metri quadri da soli, e questo pesa ovviamente nel calcolo del canone. Ricordo che la legge prevede il trasferimento a spese dell'ATER in appartamenti più piccoli. Dal Presidente la conferma che tra le norme legate alla legge che resteranno una riguarda l'affitto minimo. Abbiamo uniformato i canoni base, quindi i 20 euro diventano 40 euro. Se poi il cittadino non ha i 40 euro da pagare c'è il fondo che supplisce e quindi non li pagherà. Poi ci sono degli aumenti assolutamente magari fuori scala, non sono tanti perché abbiamo la lista degli aumenti fuori scala ed è giusto che siano affrontati uno ad uno per capire se c'è redditualità. Infine non vanno dimenticate quelle famiglie che hanno ottenuto benefici da ricalcolo. Ovvero che 7.000 famiglie hanno avuto la riduzione del canone grazie a questa legge. Il messaggio che comunque lancia il governatore del Veneto è chiaro. A me interessa che si diffonda l'idea che noi siamo qui per risolvere i problemi.